Aveva un livello di alcol nel sangue 3 volte il consentito. Il 61enne bulgaro che nella notte ha causato il duplice incidente mortale sulla 28. A rimanere acceso una 26enne e una ventenne, gravemente ferite 2 bambine. Crolla la giunta di Tolmezzo che ora sarà commissariata. Decisive le dimissioni di diversi consiglieri tra maggioranza e opposizione. L'ex sindaco Brollo annuncia su Facebook paese bloccato per la volontà di pochi. Superata la soglia limite della zona rossa per le ospedalizzazioni da Covid in Friuli Venezia Giulia, con 519 pazienti, sotto soglia solamente le terapie intensive, intanto raggiunti 1 milione di vaccinati in regione. Nasce un nuovo plesso scolastico a Udine, tra il Malignano e lo Zanon, la nuova struttura ospiterà gli studenti delle scuole oggetto di lavori e cantieri. Primi studenti a entrarci, quelli del Marinelli. Nessuna decisione del giudice sportivo sulla partita non giocata tra Fiorentina e Udinese, una settimana di tempo ai bianconeri per depositare ulteriori documenti. Buonasera e ben ritrovati, un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Era ubriaco e viaggiava a forte velocità l'automobilista che ieri sera ha causato l'incidente stradale nel quale sono morte 2 ragazze di 20 e 26 anni sull'autostrada A28 fra Villotta e Azzano Decimo. È un bulgaro di 61 anni residente a Pordenone, è stato arrestato per omicidio stradale colposo, plurimo, aggravato e omissione di soccorso. I genitori di una delle vittime hanno visto l'incidente dagli specchietti retrovisori della loro auto. Era ubriaco il pirata della strada, un 61enne bulgaro residente a Pordenone che ieri sera alla guida di un SUV ha tamponato un'utilitaria e ucciso 2 donne di 20 e 26 anni lungo la A28 tra gli svincoli di Villotta e Azzano Decimo prima di fuggire a piedi. Gli agenti della Polstrada e della squadra mobile della questura di Pordenone lo hanno rintracciato a casa. Sono in corso indagini su come ci sia arrivato e arrestato. All'alcol test è risultato positivo con valori 3 volte oltre il consentito. L'uomo, che pare abbia già precedenti di polizia, è accusato di omicidio stradale colposo plurimo aggravato, omissione di soccorso e fuga. La procura di Pordenone sta entrando in possesso di tutta la documentazione raccolta dalle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, il Land Rover Defender a forte velocità ha travolto la Fiat Panda, sulla quale viaggiavano la ventenne Jessica Fragasso di Mareno di Piave e la 26enne Sara Rizzotto di Conegliano, cugine entrambe decedute sul colpo, e sul lato destro le figlie di quest'ultima, una bambina di 2 anni e mezzo e una di 6 mesi, trasportate all'ospedale di Udine in gravi condizioni. La prognosi per loro resta riservata. Coinvolta anche la Fiat 500 sulla quale viaggiavano i genitori di Jessica Fragasso che precedeva l'auto delle vittime. I 2, lievemente feriti ma in stato di forte shock, sono stati assistiti dai sanitari. La famiglia, sui 2 mezzi, stava rientrando a casa dopo una gita a Caorle. Le auto sono state poste sotto sequestro, così come a disposizione degli inquirenti il telefono del 61enne, ora in carcere a Udine. Al vaglio la possibilità che si fosse distratto alla guida al momento dell'impatto. Francesco Brollo non è più il sindaco di Tolmezzo. Un gruppo di consiglieri comunali di maggioranza si è dimesso, facendo di fatto decadere sindaco, giunta e consiglio. L'ex primo cittadino tuona è una congiura di palazzo contro l'esito elettorale. La mossa è stata sicuramente repentina, da un certo punto di vista inaspettata e sleale, perché non è passata attraverso il confronto del Consiglio Comunale, quindi attraverso una mozione di sfiducia come avrebbe dovuto essere. Sono accuse che risultano nelle motivazioni abbastanza vaghe e assolutamente sproporzionate rispetto alla mossa di dimettersi. Tolmezzo quindi per i prossimi mesi sarà retto da un commissario, questo perché sono arrivate le dimissioni di 6 consiglieri comunali di maggioranza del gruppo Tolmezzo Futura con la Carnia, tra questi anche l'assessore Marco Craighero. Nel documento parlano di rapporti di collaborazione, chiarezza e fiducia all'interno della compagine di governo incrinati in maniera irreparabile. A riferirsi invece direttamente a una supposta candidatura di Brollo alle prossime elezioni regionali, non con il PD bensì a sostegno di Fedriga, è il segretario regionale del PD Sciaurli. Non possiamo accettare che in Friuli Venezia Giulia il teatrino dei gruppi misti e dei comodi cambi di casacca, scrive Sciaurli. L'unica congiura di palazzo è quella di chi lusinga e promette da Trieste partecipazione a liste civiche di Fedriga. Queste dimissioni sono figlie del fatto che le ideologie prevalgono sulle idee. Alle regionali manca ancora un anno,
io ero concentrato qui su Tolmezzo, assolutamente leale a quello che era il programma elettorale e alla coalizione che è stata eletta dai cittadini. Veniamo ai numeri della pandemia con il Friuli Venezia Giulia che sale al secondo posto in Italia per occupazione dei posti letto, oltre il 40% e oltre la soglia per la zona rossa. Scendono invece a 42 le persone ricoverate nelle terapie intensive, una in meno rispetto a ieri, poco più di 1000 le nuove positività. Zona rossa più vicina per il Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda l'occupazione dei posti nei reparti Covid, mentre scende il numero di ricoverati in terapia intensiva, l'altro parametro da tenere sotto osservazione per la zona rossa. Secondo i dati diffusi dalla regione siamo a 519 ricoveri nei reparti Covid, 9 in più della soglia dei 110, oltre la quale scatta la zona rossa se contemporaneamente si supera anche il numero delle persone in terapia intensiva, che invece scende da 43 a 42, la soglia quota 53. Per occupazione dei posti letto Covid, secondo la rilevazione quotidiana dell'Agenas, la nostra regione supera quota 40% dei posti disponibili, al secondo posto in Italia dopo la Valle d'Aosta. 1032 nuovi positivi su 9.216 test e tamponi, pari all'11,19%. Nel dettaglio, su 2.827 tamponi molecolari sono stati rilevati 242 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell'8,56%. Sono inoltre 6.389 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 790 casi, 12,37%. Oggi si registrano decessi di 7 persone, tra le quali un uomo di 50 anni di Sacile già ricoverato in ospedale. Ancora in calo, anche se leggerissimo, il numero delle persone in isolamento da 61.742 a 61.669. Non si allenta la pressione sul pronto soccorso dell'ospedale di Udine, dove la media delle persone in attesa di essere visitate è di 18-20. Critica è la situazione al pronto soccorso di Udine, dove il numero dei pazienti è ancora molto elevato. In questo momento ci sono mediamente 18-20 pazienti in attesa. Sono per fortuna pazienti che hanno delle polmoniti, quando hanno le polmoniti Covid, molto ridotte. Il problema che affligge in questo momento Santa Maria della Misericordia è dove sistemare i pazienti che arrivano in ospedale con patologie diverse dal Covid, ai quali al momento del ricovero viene eseguito il tampone di screening. In molti risultano positivi e devono essere dirottati in isolamento in altri reparti che sono stati individuati negli ospedali di rete. Aggiornata la mappa del contagio, numeri impressionanti nella destra tagliamento, mentre sono solo 2 i comuni Covid-free in regione. Anche se il picco sembra ormai superato, nel capoluogo della destra a tagliamento, ma in generale in tutto il Friuli occidentale, la quarta ondata Covid sta colpendo ancora duro. Savogna e Resiutta sono gli unici 2 comuni Covid-free della regione. Prendendo come riferimento l'indice di prevalenza, numero dei contagi ogni 1000 abitanti, la Venezia Giulia e il Pordenonese sono le zone dove i contagi sono più alti. Si salvano l'Alto Friuli, il Tarvisiano, la Carnia, la Bassa Friulana, Udine e il suo Interland. Sono 5.001 le persone attualmente positive a Trieste, circa la metà a Pordenone con i suoi 2.294 casi, presenta però uno degli indici di prevalenza più alti, 45,4% della regione, quasi doppio rispetto a quello del capoluogo regionale, 24,7%. Obbligo di mascherine all'aperto e proroga della chiusura delle discoteche. Non ci sono altre novità dal Consiglio dei Ministri di oggi, il primo dopo la riconferma di Sergio Mattarella. Le tensioni per le elezioni del Presidente della Repubblica non si sono ancora appianate. Il Consiglio dei Ministri, che si è tenuto poco fa, con tanto di applauso ha riconfermato Sergio Mattarella, era fondamentale per prorogare 2 norme anticontagio che sarebbero scadute alla mezzanotte di oggi. Nel dettaglio, fino al 10 febbraio resterà l'obbligo di tenere la mascherina all'aperto anche se in zone bianche, ed è stata confermata la scelta di chiusura per le discoteche. Si tratta però di 2 limitazioni che potrebbero essere cancellate tra 10 giorni, qualora i dati del contagio dovessero proseguire nella diminuzione. Nulla da fare invece per la scuola e il nuovo metodo di calcolo per il passaggio di colori nelle regioni rinviata a mercoledì o giovedì. Ci sarà una interlocuzione con il territorio prima di arrivare a delle modifiche attese, peraltro, da ormai 2 settimane. Sul fronte invece delle ricadute regionali per gli attriti a destra nati durante la trattativa del Capo dello Stato, in particolare tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni, più fonti confermano che non ci saranno ripercussioni, o almeno non a breve, nonostante il clima di tensione tra i 2 leader di Lega e Fratelli d'Italia.
Da domani scatta l'obbligo di Green Pass base nei negozi, uffici pubblici, banche e poste, una disposizione che preoccupa i commercianti già alle prese con un calo di acquisti nonostante i saldi. Da domani sarà necessario avere il Green Pass per entrare nella maggior parte dei negozi. Le uniche attività commerciali a ingresso libero saranno supermercati, negozi per la cura di animali, benzinai, farmacie, esercenti che vendono medicinali, ortopedici e ottici. Questa è la torretta che ci sarà all'ingresso. La cliente può avvicinare il suo Green Pass sia base che rafforzato, ovviamente. E uscirà, come vedete, un bigliettino col nominativo. Una cosa importante: queste torrette non registrano nulla, per cui ci sarà semplicemente sul bigliettino il nome che il cliente conserverà all'interno della visita nel nostro punto vendita. Semplicemente questa sarà la cosa che faremo. Siamo costretti a chiudere, noi normalmente abbiamo 3 ingressi, ne faremo uno solo centrale. Vedete da soli. Non c'è affluenza, molto bassa, perché la gente ha paura. Siamo molto dispiaciuti che alcune persone pensano che siamo noi a inventarci queste complessità. Non è così, il nostro è semplicemente un modo dovuto di rispettare le regole. Arriva a 1 milione il numero di vaccinati in regione, mentre la curva dei contagi tende a flettere, anche se servirà una decina di giorni per vedere miglioramenti negli ospedali. L'analisi della regione durante l'inaugurazione dell'app vaccinale di San Vito al Tagliamento. Il Friuli Venezia Giulia è perfettamente in linea con gli obiettivi di vaccinazione fissati dal commissario straordinario generale Figliuolo, anzi li ha superati, e questo è il dato che ha messo in luce il vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi all'inaugurazione del nuovo hub vaccinale di San Vito al Tagliamento nella zona industriale di Ponte Rosso, reso possibile dalla collaborazione tra azienda sanitaria Friuli Occidentale e diversi partner istituzionali e non del territorio. Il centro, dove nel fine settimana sono state somministrate 150 dosi di Moderna, prevede 4 linee vaccinali in grado di accogliere fino a 400 persone al giorno nella fascia oraria tra le 8:30 e le 19. Per Riccardi ora è il momento di irrobustire la campagna, che ha già toccato 1 milione di vaccinati in regione, intensificando gli sforzi, in particolare con i minori e nella fascia tra i 30 e i 60 anni, ma senza dimenticare l'altra sanità, quella di chi attende interventi chirurgici rinviati a causa del sovraccarico Covid. Per quanto riguarda l'aumento del contagio, il vicepresidente ha detto che ci si aspetta una stabilizzazione della curva nell'arco di questa settimana, ma per vederne gli effetti sui ricoveri ordinari e nelle terapie intensive occorrerà attendere una decina di giorni o un paio di settimane. Farmacisti pronti a effettuare gratuitamente i test per la chiusura delle quarantene, ma mancano le indicazioni della Regione. In Friuli Venezia Giulia sono oltre 200 le farmacie che hanno dato la loro disponibilità ad aiutare i dipartimenti di prevenzione e che eseguono fino a 15.000 tamponi al giorno. Ora sono in attesa di avere indicazioni dalla Regione per poter calmierare i costi dei tamponi o renderli gratuiti alle persone in quarantena. Da domani dovremo vedere quanti giorni saranno necessari per aggiornare i sistemi informativi, i sistemi informatici, per poter erogare i tamponi gratuiti per le persone in isolamento e in quarantena. Siamo molto attenti perché qui non sappiamo come riconosceremo queste persone ed è importante che questo venga fatto con chiarezza e con semplicità per gli utenti che usufruiranno di questo servizio gratuito. Sarà molto più facile mettere in atto quello che è il tampone cosiddetto agevolato per i bambini. Ancora aggressione ai giornalisti durante manifestazioni contro il Green Pass, questa volta è successo a Sacile, dove sabato scorso un giornalista fotografo del quotidiano Il Gazzettino di Pordenone è stato aggredito, prima verbalmente e subito dopo fisicamente, da un cittadino, successivamente identificato dalle forze dell'ordine, che partecipava alla manifestazione autorizzata aperitivo No Green Pass. Il giornalista è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso. Solidarietà dalla Sostampa, Friuli Venezia Giulia e dall'Ordine regionale dei giornalisti, mentre il presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Beppe Giulietti, ha ribadito che il sindacato continuerà a costituirsi parte civile nei processi contro chi è accusato di aggressioni e minacce nei confronti dei giornalisti. Nuova udienza oggi in Corte d'Assise a Udine per l'omicidio di Aurelia Laurenti, uccisa con 19 coltellate dal compagno a Roveredo in Piano. Sul banco dei testimoni un'amica della vittima che ha raccontato le ultime ore di vita della donna.
La sera della sua morte, il 25 novembre 2020, Aurelia Laurenti voleva chiudersi in camera perché aveva paura. È quanto emerso oggi durante l'udienza davanti alla Corte di Assise di Udine del processo che vede accusato di omicidio il compagno di Aurelia, il 34enne Giuseppe Forciniti. A testimoniare è stata un'amica e vicina della vittima. Quel pomeriggio, ha riferito, i due si recarono a casa sua e litigarono. Poi Aurelia le chiese una chiave per chiudersi in camera quella notte, perché in casa sua erano tutte scomparse. Aurelia telefonò all'amica poco prima della morte e le disse che finalmente Giuseppe non voleva più saperne di lei. Durante l'udienza hanno parlato anche la zia di Aurelia, alla quale quella notte furono affidate da Giuseppe e i 2 figli, e i medici legali consulenti della parte civile e della difesa. Per il primo, Giovanni Del Ben, Aurelia non impugnò mai il coltello che la uccise, mentre per il secondo, Giovanni Ciraso, la pugnalata mortale fu inferta nella colluttazione mentre entrambi afferravano l'arma. Uno scheletro è stato ritrovato sul monte Quarin a Cormons. L'identità rimane ancora ignota, ma si ipotizza possano essere resti di un uomo scomparso 2 anni fa. A Cormons ci si avvia a risolvere un mistero che va avanti da 2 anni. Ieri mattina sono emersi sul monte Quarin i resti di un uomo, uno scheletro dall'identità ancora ignota, ma che potrebbe essere riconducibile a Roberto Volo. Il 62enne di Faradisonzo è scomparso nel nulla il 27 febbraio 2020, proprio a pochi metri di distanza dall'anfratto in cui sono riemerse le ossa. All'epoca le ricerche proseguirono fino in Slovenia senza riuscire a trovare alcun indizio. Gli unici suoi resti erano dati dalla sua Fiat 500L, parcheggiata proprio sul monte. Lo scheletro è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica di Gorizia, che coordina le indagini portate avanti dai carabinieri della compagnia di Gradisca di Sonzo. La macabra scoperta è stata fatta da un escursionista con l'arrivo sul posto degli speleologi. Un'auto si è cappottata oggi, poco prima della galleria di Prosecco in direzione Trieste sul raccordo autostradale R13. Il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale del personale sanitario del 118. Sul posto anche vigili del fuoco del distaccamento di Opicina, la polizia stradale e il personale ANAS. Fincantieri consegna 2 navi e incassa 550 milioni di euro, una a Monfalcone. Fincantieri ha consegnato a Monfalcone Discovery Princess, 6ª unità della fortunata classe Royal per Princess Crisis, brand del gruppo Carnival Corporation, e a Muggiano il pattugliatore Musherib, prima unità dell'omonima classe per il Ministero della Difesa del Qatar. Per le consegne, come previsto dai contratti, la società ha incassato un importo che si aggira complessivamente attorno a 550 milioni di euro. Discovery Princess è la prima nave da crociera che Fincantieri consegna nel 2022 e nel corso di quest'anno ne seguiranno altre 6. Il gruppo è attualmente in costruzione a diversi livelli di avanzamento, ben 14 navi da crociera su un totale di 28 navi passeggeri in portafoglio che allungano l'orizzonte temporale di questo segmento fino al 2027. Dopo 44 anni di attività, oggi ha chiuso i battenti la TTF di Flagogna a Forgaria. Per la zona è stato un fulmine a ciel sereno. I lavoratori hanno organizzato un presidio davanti allo stabilimento. Presidio oggi a Flagogna dei lavoratori della TTF del gruppo FG che la settimana scorsa hanno ricevuto come un fulmine a ciel sereno la notizia della chiusura immediata dello stabilimento. Oggi, dopo oltre 40 anni d'attività, l'azienda ha chiuso i battenti alle 12, spiega il referente Film Cisl dell'Alto Friuli Fabiano Venuti, sottolineando che la direzione aziendale ha comunicato ai lavoratori di Flagogna il trasferimento negli altri stabilimenti del gruppo che si trovano a Torino e a Reggio Emilia. Il sindaco di Forgaria, Marco Chiapolino, ribadisce la necessità che la regione metta in atto misure per la montagna ed evitare che i territori si spopolino. Per noi è fondamentale che tutelare questi lavoratori qua per mantenere ovviamente la loro residenzialità e il loro interesse sul territorio, ma soprattutto comprendere ed avviare anche con la regione e gli enti superiori tutti gli strumenti e le strade che possono essere attivate perché ciò non accada più anche con altre aziende, anche di dimensioni anche più grandi, ecco, che si trovano in quell'area. Il comune di Monfalcone ha vinto una nuova causa contro A2A, condannata a pagare quasi 240.000 euro. La centrale termoelettrica avrebbe dovuto versare al comune 80.000 euro l'anno.
239.000 euro più altri 13.430 di spese legali. È questo a cui è stata condannata a 2 anni il processo in tribunale civile contro il comune di Monfalcone. La società che controlla la centrale termoelettrica della città isontina infatti avrebbe dovuto versare 80.000 euro l'anno al comune per azioni di mitigazione, versamenti che però non sono stati effettuati per anni e che anzi sono stati usati dalla stessa azienda per predisporre lo studio per le proprie autorizzazioni ambientali. La vicenda esplode nel 2016 con l'insediamento della giunta Cisinte, quando i nuovi amministratori si accorgono dell'ammanco. Subito ne nasce un contenzioso che ben presto si trasforma in causa legale. È la seconda sentenza a favore della giunta e contro A2A in poche settimane, dopo quella espressa dal TAR. Soddisfazione testimoniata dal primo cittadino Anna Maria Cisinte, che ha spiegato che la somma che ora A2A dovrà versare al comune sarà impiegata per la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale nell'interesse dell'intera collettività. Le imprese straniere in Friuli Venezia Giulia reggono alla sfida del Covid. Sono più di 12.000, oltre 1 su 10. A fotografarle è un'indagine della Camera di Commercio di Pordenone Udine. Poco più di un'impresa su 10 in Friuli Venezia Giulia è straniera, nel dettaglio il 12,7% delle circa 100.000 aziende che operano sul nostro territorio e peraltro hanno retto bene in termini di iscrizione anche nel biennio del Covid. Le iscrizioni di imprese straniere hanno continuato a mantenere un saldo positivo anche nel 2019 e addirittura una crescita nel biennio successivo, più 243 nel 2020 e più 512 nel 2021, numeri emersi da un'analisi del centro studi della Camera di Commercio di Pordenone Udine. La prima in classifica tra i paesi di provenienza resta la Svizzera, seguita da Serbia e Montenegro, Romania, Cina e Albania. In azienda gli imprenditori stranieri ricoprono per il 48% la carica di titolare, per il 39% quella di amministratore, per il 9% quella di socio. I settori prevalenti sono quelli delle costruzioni, del commercio, della ristorazione e dei servizi. Le imprese straniere sono anche più giovani, 13,7%, più artigiane, 43% e più femminili, 25,7%. Le 12.700 imprese straniere censite, 5.400 a Udine, 3.100 a Pordenone, 2008 a Trieste e 1.300 a Gorizia, collocano il Friuli Venezia Giulia al quinto posto nella classifica dell'incidenza dell'imprenditoria straniera. Partiti a Udine in via Aspromonte i lavori per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico. I primi inquilini saranno gli studenti del liceo scientifico Marinelli. Nel cuore del centro studi di Udine nascerà un nuovo edificio scolastico che ospiterà dapprima 20 classi del liceo scientifico Marinelli, in attesa che la sede venga ristrutturata. Quindi sarà messo a disposizione di tutte le scuole della zona. È un obiettivo importante, in pochissimo tempo la Regione ha trovato i 5 milioni di finanziamento, sono state fatte le gare per la progettazione, poi la gara per individuazione dell'impresa esecutrice, quindi per noi sono tanti obiettivi che vengono raggiunti una volta sola. L'area in cui sorgerà l'edificio è di proprietà comunale. C'è ogni anno l'emergenza aule, tutti gli istituti superiori hanno difficoltà, anche le scuole medie, e quindi stiamo lavorando un po' in tutta la città e tutti questi edifici che ormai sono anche storici perché hanno una certa età sono oggetto di ristrutturazione e quindi è importante avere un polmone di aule che possa sopperire a queste esigenze. Un investimento che andava fatto anche dentro una architettura di tipo ecosostenibile che penso sia una novità per la nostra città. A Gorizia resta alta la tensione sulla pista ciclabile di Corso Verdi. Dopo mesi di lavoro per trasformare la strada a doppio senso è nato un comitato che chiede un referendum per riportare la strada all'origine, ma il sindaco Ziberna avverte: non ci sono i tempi, si riterebbe alla prossima legislatura. Terminati a dicembre i lavori per riportare Corso Italia Gorizia a doppio senso, prosegue la battaglia del Comitato Pro Ciclabile per riportare la pista ciclabile sulla strada, un percorso che il Comitato chiede di affiancare alle prossime elezioni amministrative in programma quest'anno. È una valutazione esclusivamente tecnica, c'è un comitato previsto dallo Statuto, ci sono un altro ostacolo di legge, non è modificando lo Statuto, ma bisognerebbe chiedere al Parlamento nazionale che modifichi la legge che non consente di sovrapporre le elezioni comunali con altri quesiti referendari. Bisogna prevedere in bilancio adeguate risorse perché vengono essere convocati i seggi, pagati gli scrutatori eccetera, oltre che spese ulteriori di organizzazione. Appena a fine marzo noi approveremo il bilancio, evidentemente bisognerà attendere perciò
la prima variazione di bilancio o assestamento di bilancio della prossima maggioranza, della prossima giunta. Se dovesse prevalere un domani il referendum e si dicesse perciò sì, significa che o il senso unico torna il senso unico in Corsa Italia, oppure in tutto Corsa Italia vanno necessariamente soppressi tutti gli stalli e da una parte all'altra. Ed ora andiamo a Pordenone, la stazione ferroviaria è priva di servizi e il consigliere regionale Bolzonello ha presentato un'interrogazione. Intanto nella parte esterna sono decine le biciclette abbandonate. Nella stazione dei treni di Pordenone da tempo mancano dei servizi. Come se non bastasse la chiusura dell'edicola, da mesi anche il bar interno ha abbassato le serrande. Il caso è monitorato dal consigliere regionale Sergio Bolzonello, che ha presentato un'interrogazione. Dopo gli interventi di riqualificazione, la struttura è in stato di abbandono, priva dei servizi rivolti al pubblico prima presenti, creando dei comprensibili disagi ai viaggiatori. Rivolgiamo un appello alla Regione, ha detto, affinché ridia dignità alla struttura, attivandosi per la riattivazione dei servizi oggi inesistenti. Questo per la parte interna. La parte esterna invece si presenta con decine di biciclette abbandonate, arrugginite, senza sella o addirittura senza ruota. Il vice sindaco Emanuele Loperfido ha garantito che prossimamente le stesse verranno rimosse. È sufficiente farsi un giro nell'area adibita al parcheggio delle bici per rendersi conto come esista una sorta di cimitero dei velocipedi, rimasti senza un proprietario, mezzi che nessuno reclama e che tantomeno reclamerà mai. Stiamo parlando di bici vetuste arrugginite, spiega Loperfido, molte volte senza sella o manubrio. Il fenomeno dell'abbandono è sempre esistito in città e si acuisce soprattutto durante il periodo estivo, in concomitanza con la chiusura dell'anno scolastico. I controlli da parte degli agenti di polizia locale sono costanti, pertanto le biciclette posteggiate in stazione da diverso tempo e soprattutto vandalizzate verranno rimosse quanto prima. Tra poco in Sport FVG si parlerà della mancata decisione del giudice sportivo sulla partita non giocata tra Fiorentina e Udinese, una settimana di tempo ai bianconeri per depositare ulteriori documenti, poi si parlerà delle ultime notizie di calcio mercato. Grazie a tutti per l'attenzione, buona serata con Telefriuli.